Seconda corsa per cavalli per femmine di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri in 8 al via. 1 Fringuella Jet, 2 Feeling LJ, 3 Flores Holm, 4 Flame AD, 5 Flica LL, 6 Fly Big Laxmi, seconda linea, 7 Fiaccola di Risaia, 8 First Lady La Torre. Pronostico che vede in chiusura Flame AD e Feeling LJ molto vicini nella valutazione, molto vicine, con Flame AD leggermente anteposta all'avversaria. Tanto c'è stato l'errore di Flores Holm e quello di Flica LL. Si lancia veloce in avanti proprio Flame AD nei confronti di Feeling LJ. Numero 5, Flica LL, squalificato. Le prime due, quindi le più giocate, sono già prima e seconda dopo i primi 100 metri di gara. Ora completano la prima frazione in 14,6 con Flame AD in vantaggio, Feeling LJ che segue, poi Fringuella Jet, ancora Fiaccola di Risaia e gli altri più sgranati, 400 che se ne vanno in 29,9, andatura comunque discreta, quella imposta da Flame AD che ha sempre in schiena la principale avversaria, vale a dire Feeling LJ, terza posizione per Fringuella Jet, rientrante, più indietro le altre, campeggiate sempre da Fiaccola di Risaia. Intanto i 600 in 45,5, va via sul piede dell'1,15,8 la leader, dalle retrovie cerca di progredire Five Big Laxmi, ma è ancora lontano dalla testa, e gli 800 vanno via in 1,1,2. Non cambia nulla anche sulla penultima curva, soltanto Fly Big Laxmi cerca di avanzare, mentre Flame AD fa l'andatura tallonata da Feeling LJ, poi Fringuella Jet che cala leggermente dopo 1 chilometro percorso in 1,16,9. Le prime due si distaccano in avanti. La Valle ormai al paletto dei 400 finali, superato con una frazione in 14,6 da Flame AD, che non riesce però a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso Feeling LJ, che rimane incollata, ma poi sbaglia Numero Feeling 2, LJ, Feeling Flame AD LG, isolata in avanti, squalificato. ha una cinquantina di metri di margine sulle rivali, quindi Flame AD che conclude in suplex fermando, vince con una trentina di metri nei confronti di di Fiaccola di Risaia, mentre al terzo emerge First Lady La Torre. 1,15,9 il ragguaglio conclusivo e conferma dell'ottima condizione di Flame AD, 36 la chiusa. Feeling LJ ha sbagliato sull'ultima curva, ma era ancora una lunghezza da Flame AD, che vince molto molto bene in percorso di testa. Manuel Pistone in sediolo per conto di Cristian Rossi e del signor Simone Tenchini.